Ecco, professore, buongiorno. Il binomio università-pandemia, come si sposa? Cioè, quali sono le sfide che pone la pandemia all'università oggi? Beh, ne pone diverse, devo dire, è una bellissima domanda questa, perché innanzitutto ci costringe a dimostrare se siamo capaci, per quanto ci riguarda naturalmente, di rispondere a una situazione di emergenza. E questo devo dire sì, posso mettere la crocetta, l'abbiamo fatto nel periodo particolare, mantenendo per esempio attiva la didattica e tutte le funzioni per gli studenti. Poi in realtà ci sono altre sfide sono quelle di poter programmare una attività di ricerca, e non solo formativa e divulgativa, che ci consenta di mantenere fede alle nostre missioni, in particolare per un'università territoriale come la nostra. C'è la grande sfida della digitalizzazione, ma c'è anche la grande sfida di cercare di immaginare quali saranno i nuovi mestieri e le nuove professioni e quindi come la nostra attività, il nostro profilo didattico-scientifico si debba caratterizzare da qua al futuro. Naturalmente non pensando solo all'emergenza Covid, ma a tutti quelli che saranno gli scenari post-Covid, che in realtà non hanno fatto altro che accelerare alcune sfide globali. Ecco, in questo caso diciamo che la pandemia la spinge ancora di più a concretizzare quello che era il suo programma, che si parlava di consolidamento dell'offerta didattica e quindi cambieranno anche alcune cose all'interno dei corsi di laurea, immagino. Ma diciamo che questo era già un programma che ha cominciato a delinearsi pure in quest'anno un po' particolare, in accordo naturalmente con gli organi di governo, ed è il motivo per cui anche oggi parlerò e presenterò quelli che sono i tratti iniziali e distintivi di quello che sarà il nuovo piano strategico di Ateneo, che cercherà di andare proprio in questo senso, naturalmente considerando che la strategia deve tener conto, come dicevo, di questi nuovi scenari che si stanno delineando, che in realtà hanno forse solo accelerato alcune situazioni che sarebbero comunque apparse nel futuro. Ecco, il sindaco di Udine, e lo chiede da sempre, insiste a dire che i posti a medicina sono troppo Sì. pochi, che si potrebbero aumentare. Ecco, è possibile? Ma tutto è possibile, l'abbiamo visto in questo periodo. È chiaro che però questo discorso richiede una pianificazione, cioè non è una cosa che si può improvvisare. Noi stiamo parlando di preparare medici, e non solo. Dobbiamo anche pensare a preparare figure che assistono i medici, cioè tutte quelle figure nell'ambito sanitario che sono fondamentali per mantenere in piedi un sistema sanitario nazionale e regionale che abbiamo visto ha delle ottime prese ma anche qualche falla. Noi siamo disponibili, il problema è solo creare le condizioni perché questo accada, che significa pianificare con il Ministero, anzi i Ministeri, quali saranno le risorse da mettere in atto e quali saranno i programmi futuri e gli obiettivi futuri. Perché un conto è rispondere a un'emergenza, un conto è pianificare invece un programma futuro a medio-lungo termine. Ecco, questo vale anche per assistenti sanitari, che è il grande assente in questo momento in regione, perché è una figura molto richiesta dall'attività di tracciamento dei contatti in ambito sanitario. Certo. Sì, questo abbiamo visto che evidentemente in questo momento operativamente ha mostrato un vulnus. Su questo stiamo lavorando, è chiaro che per esempio su questo tipo di attività è ineludibile la forte coesione, come del resto sta avvenendo in questo ambito con l'altro Ateneo regionale che è l'Università di Trieste. È evidente che in ambito regionale dobbiamo ragionare in maniera estremamente congiunta e condivisa. Però anche lì, un po' come alla scienza, bisogna dare il tempo per costruire le cose in maniera che poi funzionino non per oggi, ma per i prossimi 40 anni. Ecco, o 10. in tutto questo fondamentale sarà il sistema di finanziamento. Cambierà, secondo lei? Oggi avremo il Ministro collegato online, ci illustrerà delle novità importanti, non so, ha segnali in questo senso? Allora, i segnali ci sono stati. Allora, innanzitutto partiamo da una situazione che non era felicissima, l'abbiamo detto varie volte, ma tutti i rettori, tutto il sistema universitario si sa che soffre
di un sottofinanziamento rispetto a quelli che dovrebbero essere i suoi obiettivi da anni, insomma è un pochino stato trascurato rispetto ad altre situazioni particolari. In questo momento abbiamo un ministro estremamente sensibile e c'è anche la possibilità di attingere a finanziamenti in cui diciamo una politica governativa nei confronti dello sviluppo dell'attività universitaria, del sistema universitario, potrebbe essere sicuramente contemplato. Sono sicuro che il Ministro ci dirà qualcosa oggi, però ci sono già segnali importanti, se non altro per quanto riguarda ulteriori finanziamenti alla ricerca che sono già stati emanati, oltre al sostegno naturalmente per l'emergenza Covid, così come dei piani di reclutamento straordinari che potrebbero servire a sanare quelle difficoltà di turnover che hanno gli atenei. Però è chiaro che poi serve un programma a medio e lungo termine. Perfetto, grazie.